Allenamento ad alta intensità per i temerari che sfidano le rigide temperature delle serate d'inverno, ginnastica per signore rigorosamente distanziate, approfittando del sole nelle belle giornate. Palestra trasferita all'esterno a Cadoneghe nel rigido rispetto delle regole imposte dalla pandemia per non fermare l'attività fisica e anche quella lavorativa. Per me è abitudine lavorare fuori con qualsiasi temperatura. Come dice uno dei miei colleghi, non esiste il tempo sbagliato, esiste il vestiario, l'abbigliamento non adeguato alla temperatura. Quindi io ho fatto lezione tutto l'inverno, tranne quando eravamo in zona rossa. Un centro aperto da 2 decenni, quello di Andrea Della Pria, che racconta di un inverno passato con lezioni a meno 3 gradi o con la pioggia. Allenamento del corpo per il benessere della persona, allenamenti anche a servizio di patologie particolari, da quelle neurologiche a quelle cardiache, con programmi e corsi trasferiti online. Ristori zero e solo come sostegno agli affitti, racconta ancora Della Pria, che in vista della riapertura aggiunge un'altra grande preoccupazione. Quando ci diranno di riaprire e noi rischiamo di perdere il 30-40% dei nostri collaboratori, vuol dire avere delle difficoltà a erogare un servizio. E questa è una cosa difficilissima, non è che accendo e spengo la lampadina.